facciamo questa chiacchierata. Allora, ho il piacere di avere al telefono la professoressa Caterina Luisa De Caro, nonché docente di italiano, storia, filosofia e anche geometria matematica. E vorrei in primis ringraziare Rosanna del canale Telegram La Forza dell'Amore e anche Gianni Marson, che poi provvede a inserire sul canale YouTube sempre della Forza dell'Amore queste chiacchierate che facciamo le domeniche che ci sono io come conduttore qui a Radio Gamma 5. Allora, premetto la professoressa Caterina Luisa De Caro, oltre che essere una professoressa e docente, come ho detto, di italiano, storia, filosofia e anche matematica e geometria, e anche una scrittrice saggista. Allora, Caterina, ci sei o ho sbagliato qualcosa? Semplicemente che sono insegnante di filosofia e storia, il resto è collegato, ma non è l'insegnamento che io impartisco. Ah, e allora ho sbagliato. No, non importa, dai. Tanto Ma... saranno così pietosi da capire che il fatto di poter avere una cultura ampia implica di poter avere altre conoscenze. Quindi sei giustificato, dai. Bene, beh, d'altronde, sai com'è? Io allora sono nato in agosto, il 7 agosto per la precisione, e Leone. un leone, e per giunta anche chi crede agli oroscopi, ho leone sotto l'altro segno in flusso, beh comunque leone in poche parole. Ecco, morale della favola, mia moglie dice sempre io, perché il leone deve farsi vedere che è il re della foresta, e tante volte, che sa, mette troppa carne sul fuoco, e quando metti troppa roba sul fuoco o presto o tardi qualcosa si brucia, e io ogni tanto brucio insomma qualcosa. Giusto, è giusta la morale di tua moglie. Tra le altre cose, tua moglie ti ricorderà che il leone non è quello che caccia, è il re della foresta, ma non è il cacciatore. Perché a cacciare è sempre la leonessa. È sempre la leonessa, è sempre lei. Lui arriva dopo, quando hanno fatto tutto il lavoro, oppure se deve far vedere che è più forte, che deve fare insomma quello che deve fare, insomma, ecco. Però rimane sempre lì, in secondo piano. Però devo dire che è la leonessa che lo porta a questo stato, perché se gli disse arrangiati, non so cosa farebbe il leone. Sicuramente, anche perché nei vari film che tu hai visto, storici o meno, c'è sempre la caccia al leone maschio, e il leone maschio che è aggressivo. E quindi a dimostrazione che noi abbiamo proprio, guarda, sembra fatto apposta questo inciso con cui abbiamo aperto, perché abbiamo parlato di come è la realtà e come viene rappresentata, giusto come titolo. Sì. E quindi vedi, nella realtà noi sappiamo che la legge della giungla ha delle regole molto ferree, per cui la leonessa, per la sopravvivenza della specie, va alla caccia. E invece nella fantasia si crea questa immagine del leone possente contro cui si scaglia per primo Ercole, o tutta una certa retorica, no? Se pensi anche alle immagini degli assiro-babilonesi, si vede che c'è Gilgamesh che va lottando contro il leone o chi per lui, e quindi ti rendi conto come l'immagine mitica non corrisponda all'immagine biologica. Io lo vedo, io ho un pronipotino che anche lui è del segno del leone, diciamo, e vedere come si comporta anche lui, mi sono reso di tanti errori che ho fatto io, che però gli errori servono a costruire, in effetti. Certo che servono a costruire, cioè, servono a rimettere in discussione quello che noi siamo, no? In qualche modo. Ecco. Nessuno è perfetto, se fosse perfetto non avremmo bisogno di fare questa esperienza di vita, ascenderemmo direttamente al cielo, come si suol dire. Poi due cose, noi ieri sera, nel tardo pomeriggio che mi hanno parlato, mi hai chiesto cosa volevo parlare io, per far capire, anche comprendere un attimino ai radioascoltatori, perché e abbiamo parlato di Socrate. Allora cos'è che ho fatto? Ho preso ieri sera la Treccani, quella online, mi sono scaricato un attimino Socrate, ho letto qualcosa, che erano ormai le 10, le 22, 23 circa, e morale della favola, ho letto, ma non ho memorizzato un bel niente, questo per dirla. Però da quello che ho letto su Socrate,
e che mi è rimasto, diciamo, impresso così come persona, era una persona che, diciamo, era convinto dei suoi ideali e, diciamo, non, l'aggettivo corretto sarebbe che quando una persona, diciamo, non si fa sottomettere, no, non è neanche quello adesso, quando una persona, diciamo, Indipendente? oltre che essere indipendente, ma anche Coerente? coerente, bravissima, ecco, quindi è stato coerente con quello che diceva. Da quel poco che sono riuscito io, come ti ho detto, appunto una sbirgiatina su questo scritto che ho estrapolato appunto dalla Treccani, perché ecco una cosa, noi a volte tendiamo a appoggiarci in internet a tanti tipo Wikipedia o altri. Io resto invece dell'avviso che bisogna cercare sempre delle fonti un po' più sicure. Io auspico che la Treccani, diciamo, possa dare sempre un'informazione migliore rispetto ad altri canali, oppure direttamente magari le biblioteche. Io ricordo che ci sono le biblioteche che permettono appunto la visione e la consultazione di tanti libri. Ecco, anche questo, e questo vale per gli altri, ma questo vale soprattutto per me. E quindi, che dire, Quindi? e quindi sono impastato. Dai, cerchiamo di tirarti fuori da questo impasto. Ecco. Allora, diciamo che sei stato colpito da Socrate perché in qualche modo abbiamo messo in discussione il concetto di verità, diciamolo tutto agli ascoltatori, anche per un minimo di coerenza in quello che andiamo a raccontare. E quindi nel nostro discutere io ti ho messo in evidenza come il ricercare la verità metta in discussione tutte quelle conoscenze che una persona crede di aver assimilato e pretende di voler imporre agli altri senza avere una certificazione data da documenti e quantomeno da fatti incontestabili. Siamo partiti da questo, ti ricordi ieri? Sì, è quello Ok. che... E quindi nel voler far questo tu mi hai detto parliamo di Socrate perché mi interessa la filosofia e quant'altro, e io ti ho fatto notare che certi percorsi sono legati a uno studio, non a un pressapochismo con cui, come hai detto bene tu, si nutre una certa cultura che dà del sensazionalismo agli ascoltatori, perché oggi io vedo la cosa che più viene riconosciuta è l'ascolto sensazionale, lo scoop, il non ce l'hanno mai raccontato. Quando una cosa inizia con non ce l'hanno mai detto, non ce l'hanno mai raccontato, beh, sappiate che vi stanno dando una grandissima fregatura, perché questo è proprio l'incipit attraverso il quale l'affabulatore o il manipolatore riesce a entrare nelle coscienze libere e in qualche modo a porre come significanza il fatto di dire cose che non erano state dette prima. Il problema è questo, che dall'altra parte non c'è uno studio accanito e certificato, per cui se io mi metto a raccontare, che ne so, di aver scoperto in cantina un testo che racconta di Shangri-La e del mondo bellissimo delle fatine turchine e che non ce l'hanno mai raccontato, dall'altra parte dice, vedi, oh, ha trovato questa cosa, probabilmente è vera, possibilmente è una cosa fattuale, e quindi c'è la domanda, e la domanda va sempre a parare nel solito discorso: perché non ce l'hanno mai detto? E lì va. E Poi, questa cosa, scusa? no, dicevo, e lì l'ha detto, l'ho sentito in TV, oppure l'ho visto su un social, però come mai non ce l'hanno mai detto? Apposta, come mai non ce l'hanno mai detto? La domanda invece è un'altra: come mai io, che ho delle capacità medie, non riesco a averci il dubbio su tutto quello che mi viene raccontato, quando invece sono dubbioso per quanto riguarda, che ti posso dire, le conoscenze delle persone o gli affetti o le mie economie, non riesco a applicare la stessa categoria mentale a quella che noi volgarmente consideriamo come storia. E questo è il limite umano.
Cioè noi consideriamo che alcune situazioni, se ci vengono raccontate da alcuni canali e nessuno pone mai in discussione che questi possano essere stati creati appositamente per fare disinformazione e per attirare una popolazione ignorante, dove ignorante vuol dire colui che ignora, e non è un dispregiativo, perché la maggior parte delle persone, non capendo il significato reale delle parole, vedono queste come offensive. Se io mi sto dando a me stessa dell'ignorante in chimica è perché veramente ignoro tutte quelle regole della tavola che consente per esempio a una persona che si occupa di chimica di riconoscere gli elementi. Se io non l'ho mai studiato e qualcuno mi dice, che ti posso dire, che in chimica esiste una sostanza che si chiama stronzio, io penso, beh, questo è una cavolata, vedi se la sta inventando. Se io invece sono un chimico, so che effettivamente quella sostanza esiste e appartiene alla tavola periodica. Certo. Quindi la differenza tra il pressapochismo, il millentarismo e quantomeno la fabulazione, tu vedi questi grandi guru, no, che si avviano in queste sette, io ormai le chiamo sette perché c'è un nutrito popolo di sottoculturati che paga tanto per poter ascoltare il nulla, perché poi non si rendono neanche conto di essere manipolati all'interno di una qualche conoscenza che dovrebbe far acquisire loro dei canali di pensiero, e invece diventano quelle sedi o un altro modo per poter vendere, per poter acquisire, per poter ricontattare, per cui siccome l'individuo minimo riconosce soltanto quello che è suo patrimonio e nel suo patrimonio non c'è la cultura, non c'è la lettura, non c'è la messa in dubbio, ma c'è l'acquisizione attraverso l'economia, se io mi compro quel libro io sono padrone di quella conoscenza. Spero di essere stata più che chiara e molto più polemica di quello che ti saresti aspettato, però visto che dobbiamo parlare di Socrate dobbiamo andare proprio a sfrugugliare quello che era il suo sistema. No, lì capita sovente. Io aggiungo che certi intellettuali hanno una responsabilità non indifferente, perché loro, dalla loro posizione, dal loro modo di esporre e quant'altro, e indirizzare una buona parte, una fetta grande di persone che non sa mettere in dubbio o che non ha, diciamo, gli strumenti o anche certo. la criticità di mettere, cioè di fare una critica pulita su certi argomenti. Perché? Perché bene o male, in primis, quando sei incollato a un monitor, ai media televisivi o ai social sul telefono, per forza di cose è difficile togliere tutta quella marmellata che si genera all'interno del nostro cervello. Diciamo, io pure ho fatto un percorso di uscita, cioè ci vuole un po' per uscire da certi schemi. Certo, non sono sette. Ci Te l'ho sono... appena spiegato, le parole servono a definire dei percorsi. Sì. Quando si definisce il termine setta, si definisce il fatto che alcune persone prendono per olocolato le regole che fanno di un gruppo una setta, per cui all'interno di quella setta vengono rivelate chissà quali grandi verità, che non sono mai, ribadisco mai, certificate, perché le persone serie in questi ambiti entrano, guardano il contesto, cercano di farsi pubblicità e dopodiché in punta di piedi riescono, perché la persona seria è quella che passa il giorno nello studio, non passa il giorno su Facebook, non passa il giorno su i canali per vedere quanti link o quante situazioni tu hai. Tu prima hai parlato della funzione dell'intellettuale e vedi, hai citato Socrate perché non si sa per quale motivo ieri hai puntato a questo autore, ma io ti potrei citare un autore che è molto più vicino alla tua cultura, che si chiama Gramsci. Parlava di intellettuale organico, parlava della funzione attraverso la quale l'intellettuale deve risvegliare le coscienze. Ora, il problema grosso è che in questo momento canonico, dove il canone medio è colui che è su internet, è colui che sa. Mi spiego? Certo, Tu stesso, l'hai appena detto, hai creduto
che certa gente, io ho una vita che dico a Rosanna che sono venditori di pentole, sanno venderle bene le pentole, è un processo americano attraverso il quale si instaura un rapporto con il pubblico, per cui al pubblico fai un po' di scena, questi acclamano e conseguono quelle che sono le esperienze e si sentono gratificati, noi diremmo gli accarezzano l'ipotalamo, perché ognuno di noi, tu lo sai, no? La differenza tra la pubblicità e la propaganda è che la pubblicità risponde ai bisogni immediati. La propaganda invece è un sistema che colpisce il tenore di vita. Ora, se io nella propaganda ci metto anche della pubblicità, cioè ti do delle risposte immediate, tu che ti senti ignorante, e ribadisco ignorante, è meglio riprecisarle certi termini perché la gente è talmente superficiale che non riflette sulle parole. Se tu che ti senti ignorante, di fronte a persone che sono colte, qual è la prima situazione che metti in campo? Quella di avere delle conoscenze che siano pari a coloro che hanno studiato. Non per niente io mi diverto da morire quando su Facebook trovo queste frasi tipiche: la laurea non dà l'educazione, chi ha la laurea non ha la conoscenza. Ma a te che te ne frega se quello ha la laurea o no? Tu devi guardare la persona. È la persona che fa la sua vita e struttura la sua vita, non il titolo di studio. Non è mai contato il titolo di studio, conta in chi non ce l'ha. Infatti chi non ce l'ha, io lo dico sempre ai miei alunni, ma vale anche per te, guarda caso te ne accorgi perché colui che è possessore di un titolo non guarda il linguaggio, parla semplice, parla in una maniera tale che gli altri possano raggiungerlo favorevolmente. Quello che è più ignorante usa termini addotti perché in qualche modo si vuole gratificare di una cultura che non ha, ed è facilissimo metterli poi in mutande perché strutturalmente non hanno delle competenze, delle radici che affondino su una conoscenza certa e quindi crollano come grattacieli di sabbia. Sì. Hanno delle basi molto friabili, dico. Ognuno è responsabile, hai detto prima tu, di quello che crea. Anche questo è un creare, perché ti ribadisco, non è che se io mi vedo una trasmissione di un'autrice che a me piace moltissimo, si chiama Pablo, è una ragazza che si occupa di politica, e io sono così distanziata da accettare tutto quello che lei dice. Assolutamente no, perché su tutto quello che lei dice io posso andare d'accordo su alcuni temi. Quando invece sfiora delle dinamiche che in qualche modo vogliono investire e non apportare termini che siano di giudizio, è chiaro che io metto in dubbio quello che lei dice, perché so che lei attraverso quel canale sta facendo, diciamo, della propaganda, ma la mia capacità critica deve risvegliarsi proprio in quegli ambiti, perché sono quelli gli ambiti in cui c'è più pericolo. Io resto anche dell'avviso che in primis sì, e anche la curiosità però deve nascere dentro di noi per una cosa, per poter... La curiosità è quello che rende l'uomo uomo. Se l'uomo non fosse stato curioso, non avrebbe utilizzato gli strumenti che la natura ha messo a sua disposizione per poter rendere al meglio la natura stessa. E quindi, come diceva Giordano Bruno, se noi non ci fossimo accorti di avere il pollice retroponibile, per cui noi, sai che la nostra mano ha la possibilità di poter afferrare gli oggetti, noi non avremmo poi potuto strutturare il linguaggio. Ora, se tu pensi che Giordano Bruno è del 1600 e consideri il fatto che questa dimostrazione che lui diede nella sua dimostrazione di come l'essere umano struttura la propria conoscenza, noi l'abbiamo afferrata e dimostrata soltanto nel 1900, ti rendi conto la differenza che c'è tra coloro che pensano e hanno le capacità e coloro che invece hanno bisogno di dover decantare, conoscere e farsi portare l'acqua perché non sono in grado di poterci arrivare da soli. Ora, questo è bruttissimo come discorso, lo avviso, perché sembra che facciamo la differenza tra noi e loro. Nel loro ci siamo anche noi.
Sì, 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 Questo è no. importante che lo mettiamo in conto, perché non è detto che se io abbia delle conoscenze in un campo poi ce le abbia in tutti i campi. E l'umiltà sta proprio in questo, nel riconoscere quello che è il campo e saper muoversi nelle culture, nelle strutture che hanno messo in atto certe manifestazioni. È chiaro che se io vado in un altro campo non ho le stesse capacità, perché non ho avuto né la preparazione né il tempo per poter sedimentare certe conoscenze. Beh, certo, la scuola, quando la scuola, diciamo, mi brucia un pochino dire insegnare perché lasciare il segno, ma educa, dovrebbe La educare. scuola insegna, non educa, i genitori educano. Ecco, però il genitore delega, diciamo, alla scuola certe cose. Ma sono Ed è falliti, lì l'errore, scusami. ed è lì l'errore madornale. La scuola insegna Mm, e lascia il segno, lo dice proprio la parola, mm. e lasciare il segno fa sì che tu abbia un metodo attraverso il quale poi ti possa riconoscere o immettere in una contestualità con la quale, diciamo, la società si muove. E questo è il compito della scuola. L'educazione è il compito dei genitori. Il dramma è che spesso i genitori che delegano, cominciando da quando i bambini sono piccoli, portandoli in luoghi con la scusante del lavoro, ma l'educazione non è data da dove tu lo poni il figlio, l'educazione è fatta dal contesto e dall'esempio che tu hai all'interno delle mura domestiche. Perché se io all'interno delle mura domestiche acquisisco tramite il mio compagno che il lavoro deve essere giustamente ripartito, perché visto che andiamo a lavorare tutte e due, è giusto che entrambi ci dividiamo i compiti, questa cosa viene assorbita da mio figlio come educante. E quindi quando lo va a riproporre ritroverà un modello con il quale è cresciuto. Ho portato questo esempio stupido, ma tu immagina invece se all'interno della famiglia tu hai un modello nel quale c'è un padre prevaricatore, una madre completamente succube e frustrata. Secondo te il bambino all'interno della scuola, con quel modello educativo, come si ripropone come uno che è preposto all'accettazione di quello che è la collaborazione o cercherà di dominare? Con la scusante, e io ne conosco di gente, che i propri figli sono leader e quindi in qualche modo devono far emergere le loro caratteristiche da leoni, visto che siamo partiti con i leoni. Diciamo, sicuramente tenderei di più a quello di essere superiore agli altri, però bisogna vedere anche lui all'interno della sua famiglia cosa ha passato, quindi di conseguenza, però sicuramente avrà voglia di primeggiare sugli altri, questo Scusa, non ho sicuramente. compreso bene che cosa hai detto, perdona. No, no, dicevo che il bambino che esce da una situazione dove c'è un padre forte e che porta avanti anche il bambino, però io dico un predicatore adesso. Magari mi sono fatto io uno schema mio un po' forse anche da certi film che si guardano a volte e ti freghi, dove vedi che il padre diventa sì la figura forte, ma che è molto, come si dice, eh, vabbè, troverò un'altra strada per arrivare, perché non volevo usare certi termini. In poche parole, se subisce delle violenze questo bambino qua, a sua volta quando è nella scuola, dipende che carattere che ha lui, che è riuscito a formarsi. Forse sbaglio io adesso. Non ho capito proprio che cosa vuoi intendere, perdona. Intendo che il bambino, quando tu dici a scuola dovrebbe primeggiare sugli altri, vorrebbe essere superiore agli altri, perché ha l'esempio Perché il del modello padre, educativo è quello, perché è il certo. modello educativo. Ma io dico a Eh, volte il modello educativo può anche essere che il bambino invece sia succube poi degli altri, perché non ha la forza di essere superiore. Non so se Allora, riesco a diciamo che spiegarmi io. ho compreso quello che Ah, vuoi dire e spero di aver eh. compreso, perché chiaramente devo dibattermi sulle problematiche linguistiche. Allora, se da una parte abbiamo il bullo, così comprendiamo Mm, bene, andiamo subito a parare con termini tecnici, dall'altra parte abbiamo la vittima, ok? sì, Ora, tutti e due i modelli sono comunque modelli che arrivano dalla famiglia. Perché se certo. io nel mio figlio non ho istigato e stimolato l'autostima, come posso pretendere che poi questo si difenda se io continuamente gli dico cretino, deficiente, incapace e quant'altro, quando qualcuno abusa di lui?
Allora, come ben vedi, tutte e due le dinamiche sorgono da famiglie, non sorgono dalla scuola. Quindi vogliamo imputare alla scuola l'educazione che è mancata dalla famiglia? È l'errore che si fa. Basta, è Ecco, questo vedi? ti dicevo prima Sì, all'inizio, sì, la sì, scuola sì, non ha sì, sì. questo compito, la scuola ha quello formativo di strutturare delle conoscenze che consentano all'individuo di sapersi muovere nel mondo, che è un'altra cosa rispetto all'educazione. La educazione, io l'ho vista per decenni, è quella che deriva dalla famiglia e dalle condotte che all'individuo sono state stimolate oppure represse. Per cui se una persona quando entra in classe, ti porto l'esempio più cretino, vede una classe che si alza tutta in piedi e saluta, tu ti rendi conto che sono stati ben educati dalle elementari, dall'asilo, dalle medie e quant'altro. Se tu entri in classe e non ti si filano proprio, vuol dire che l'educazione che hanno ricevuto è stata molto lassista perché non è stata formativa, ma è stata a stimolo di quello che dovrebbe essere la centralità dell'individuo, il che significa praticamente non esiste l'individuo, perché cominciamo a decodificare i linguaggi. Cominciamo a riconoscere nel linguaggio le trappole che immettono affinché le persone non si rendano conto di come vengono manovrati. Quando io parlo di centralità dell'individuo, in un luogo dove ci sono 28 persone, ok? Io sto prendendo in giro le persone che ascoltano, perché i casi sono impossibili da centrare un individuo su 28, visto che tu ne devi educare 28. E allora tu ti devi basare sulla capacità media attraverso la quale in qualche modo influisci o attraverso l'esempio che ribadisco è educante da parte dei genitori ma è educante anche da parte degli insegnanti, perché se io entro in una classe con le ciabatte, e io l'ho viste, con le tute da casa o con diciamo i pantaloncini corti o i tacchi a spillo tipo Wonder Woman, tanto per capirci, perché devi andare a fare la panterona dei 50 anni che ancora non ha trovato il ganzo, cioè è chiaro che quel tipo di modello in qualche modo, anche se per te è gratificante il fatto che 40 ragazzini arrapati possono darti uno sguardo da femmina selvaggia, ma non è finalizzato al modello che tu dovresti proporre come insegnante, perché il tuo modello di insegnante è che tu come insegnante devi sparire. Quello che invece deve emergere è la tua conoscenza, che è un'altra cosa rispetto all'aspetto. Io ho avuto insegnanti bruttissimi che mi hanno dato delle conoscenze talmente tanto ampie che mi hanno consentito di formarmi, e delle persone che venivano a per fare passerella che non mi hanno lasciato assolutamente nulla. Ora non è la colpa né dell'uno né degli altri, è colpa del come noi affrontiamo con serietà e capacità il compito che ci prefiggiamo quando scegliamo di fare una professione. Certo, non a caso io mi ricordo ancora un paio di nomi, 74 circa, il professore, magari te l'ho già accennato, il professore di chimica, il professor Doni, in prima e seconda superiore. Io mi ricordo benissimo il suo nome, poi di un'altra, la Sigillino, e un altro insegnante, persone che hanno lasciato il segno, nel senso che io ho un ricordo bellissimo di queste persone qui, perché? Perché in primis mi hanno insegnato un metodo di studio, mi hanno messo la curiosità e adesso non ricordo, sì, anche il dubitare un po' meno, perché diciamo, però la curiosità di essere curioso, e quindi di conseguenza quando sei curioso o presto o tardi ti sganci da quello che ti vogliono magari imporre. E comunque mi ricordo queste due figure qui, il professor Doni, professore di chimica, un bellissimo ricordo, ormai è passato di tempo perché ne è passato, però ricordarmi ancora i nomi di tutti gli altri professori, non mi ricordo i nomi, e ne ho avuti parecchi di professori, però questi due hanno lasciato in me un segno, un metodo, un modo anche di ragionare
e anche di vedere certe cose, oltre che poi l'educazione che ho avuto dai miei genitori, perché nelle elementari e le medie addirittura quando andavano dei professori dicevano che se le merita gliele dia pure, quindi che non c'è problema, che poi quando arriva a casa glieli diamo anche noi. Sì, ma bastavano quello che gli davano loro, il professore non c'aveva bisogno di dare altro, visto e considerato che a casa avevano due genitori che erano molto attenti. Ma sorvolando su questo argomento che lascia il tempo che trova, perché Sì. dovevamo parlare del concetto di verità e di apparenza. Sì, è stata una piccola parentesi. Il problema è questo. Intanto abbiamo capito che dietro certe situazioni ci sono delle trappole linguistiche, per cui alle persone viene dato quello che loro chiedono di avere in funzione della loro gratificazione e della loro frustrazione, diciamo le cose per quelle che sono. Se io sono una persona frustrata, e te l'ho detto prima, e in qualche modo sento che mi manca qualcosa, ma senti quanto mi posso sentire potente nel sapere che so più di quanto sanno gli altri. E sa una verità che gli altri, nonostante abbiano studiato anni, non sanno, perché non ci viene raccontata, non ci viene detta, oppure c'è stata celata. Ora ti porto un esempio banale, banalissimo, ma se in questo momento c'è una guerra in atto, profondissima, e i vari campi di battaglia si stanno allargando e si sta creando uno squilibrio a livello umano per tutti quei valori che noi abbiamo assimilato durante gli anni, visto che hai citato tu, gli anni 70, gli anni 80, gli anni 90, dove l'umanità era a riconoscere nell'altro anche la sua diversità, non per niente nella scuola sono state aperte le porte a tutto ciò che era diverso, no? Allora, come mai oggi nessuno si pone la domanda di fare il paragone banale, perché questo forse ce l'hanno raccontato, forse, di prendere un libro banale di terza media di storia e vedere come è nato il fascismo, qual era la propaganda che faceva Hitler e quanto potrebbe essere vicino questo tipo di propaganda a quello che sta avvenendo oggi. Allora si parlava di grande Germania, oggi credo che si parli di grande Israele, non mi vorrei sbagliare. E sempre nel voler dire questo, queste persone che hanno queste grandi verità sono le meno a conoscenza di tutto quello che gli avviene intorno. Però, conoscendo le grandi verità, si sentono tranquille con il loro sapere perché la discussione sui fatti reali non li tocca minimamente. Il fatto che da un giorno all'altro un figlio di 17 anni possa essere mandato a combattere, come sta succedendo in Ucraina, che i ragazzini vengono rapiti, e ribadisco, rapiti, per poi essere mandati a combattere, a queste persone non li sfiora, perché tanto noi viviamo in questa bolla meravigliosa nella quale tutto il resto del mondo è fuori e noi siamo dentro, non capendo che la nostra bolla è soltanto una bolla psicologica, che noi siamo più permeabili degli altri, perché non solo determinate dinamiche sono entrate nel nostro paese da decenni, ma hanno diffuso le loro potenzialità, per cui siamo in pericolo tutti i giorni che passiamo, perché se oggi si sveglia qualcuno e magari a favore dell'uno o dell'altra fazione e la fa pagare a qualcuno di noi indirettamente siamo o non siamo dentro la questione? Certo, se dentro ci siamo e come? Ok, e quindi ancora di più te la faccio la domanda. Ho utilizzato in questa mia descrizione tutti quelli che sono i canoni socratici. Come hai visto, la prima cosa che ho utilizzato è la messa in discussione di una certezza. Questo è per Socrate fondamentale, perché tutti noi siamo convinti di sapere, tutti noi abbiamo certezze. È facile leggere sul libro sulla Treccani o chi per lei dire Socrate utilizzava il metodo della maieutica. Io ho sentito psicologi utilizzare questo termine in maniera spropositata, nel senso che non è proprio attinente a quello che intendeva Socrate, però uno concede perché non siamo tutti frutto di un certo percorso. E allora ti ribadisco, l'ironia è la prima fonte di messa in discussione di certezze certe. E poi la seconda cosa che ho utilizzato, quella linguistica, ecco perché ti ho lasciato molto parlare, perché è evidente che il linguaggio serve a comunicare, ma nasconde dentro le sue motivazioni dei contenuti che
non sono evidenti. Ti ho portato prima l'esempio banale del parlare di guerra democratica, per esempio, esportare la democrazia. E quindi vuol dire che l'individuo medio, e sto dicendo medio, ribadisco, non si pone la domanda che la democrazia non può essere esportata, perché da quanto Aristotele ha trattato il primo libro delle Costituzioni, ha detto una cosa molto 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 chiara, che i popoli si autodeterminano e quindi tu puoi esportargli qualsiasi cosa. Se un popolo non accetta quel tipo di situazione, quel popolo non porterà mai avanti il tuo progetto, perché la democrazia americana è nata da una lotta degli americani, che intendo americani come coloni, capiamoci, sì. Siamo non americani come Apache o sì, come i popoli ok. Certo. Ok? E quindi loro se la sono autodata quella forma di governo. Così è successo per i francesi, così è successo anche per gli italiani, perché lo dobbiamo dire certe cose. Dobbiamo cominciare a raccontare la realtà, che è evidente, nota bene quello che dico in maniera socratica, la realtà è sempre evidente, l'imbecille non la vede, perché l'imbecille guarda il dito, non guarda la luna. Ti porto un esempio stupido: quando la gente dice abbiamo perso la guerra, la seconda guerra mondiale, ok? Allora, ma te la puoi fare una domanda, una sola? Abbiamo perso la seconda guerra mondiale, ok, ma allora perché abbiamo firmato l'armistizio? E poi c'è scritto su tutti i libri di storia, Non c'è scritto venne firmata la resa incondizionata o venne firmata la resa. In tutti i libri di storia c'è scritto venne firmato l'armistizio. Ora io credo, per una persona media, e sto sempre parlando di ceto medio, linguisticamente medio, sa la differenza tra una resa, come può aver fatto quel povero disgraziato di imperatore giapponese, che ha tentato varie volte prima della bomba atomica, la resa incondizionata nei confronti degli Stati Uniti, ok? E il fatto di sospendere una guerra e nella guerra sospesa un cambiamento di fronte per cui si diventa alleati. Io credo che questo sia evidente in chi sa leggere la storia. Ed è evidente perché non ce l'hanno mai detto, pensa, anche questo non ci hanno mai detto, eppure ce l'hai scritto su tutti i libri di storia, eppure continuate a dire abbiamo perso la guerra. Mi spiego? Stavo facendo un passo a ritroso anch'io su questo fatto qua, che anch'io lo apprendo adesso e mi rendo conto di come siamo manipolati ancora di più. Vedi, il problema non è il fatto di dire anch'io o no, è la riflessione. Quando ieri ti dicevo, non è che uno si alza la mattina, apre un libro di filosofia e si legge Spinoza. No. Scusami il dialetto, ma come ben capisci parlo normalmente, quindi perdoni, abbiate venia se non utilizzo l'italiano forbito. Quello lasciamolo agli altri, a quelli che devono vendere pentole. Io non mi posso mettere a leggere Spinoza. Perché? Perché se non conosco a fondo Platone e di Platone vado a raccontare ai poveri imbecilli, dove imbecilli vuol dire coloro che non sono in guerra, in bellum, ok? Perché non hanno la dinamica del combattimento, perché il buon combattimento è anche mettere in discussione quello che uno ragiona. Mi spiego? Sì, allora, sì. A maggior ragione, se io di Platone conosco soltanto una cosa che mi viene raccontata in 100.000 salse diverse, ma io ho conosciuto Platone? Ma se io, insegnante di filosofia, per spiegare Platone ci metto 3 mesi, ok, ai miei alunni, tu puoi con una lezione su internet ed è un'ora di un incretino che non ha neanche una specializzazione in filosofia, aver la ragion veduta di quello che può significare Platone, dove lui non ha neanche minima conoscenza di quello che è il pensiero pitagorico e tutta la struttura che c'è dietro? Ma di che stiamo a parlare, raga? Eppure la maggior parte degli acculturati credono che qualsiasi cosa gli venga loro detto è da un processo che è strutturato da una conoscenza. Infatti l'altra volta te lo avevo già accennato, ma guarda che sto diventando sempre più coriacea in questo. Ma ci vuole nella vita, perché dico ci vuole,
perché medico pietoso non cura l'ammalato. C'è anche Non lo questo so se ci vuole o meno, però ti posso assicurare che Socrate aveva questo metodo. Mm. E sta all'intelligenza di chi ascolta a riconoscere il metodo o la saccenteria, perché il metodo è quello per quale ti mette di fronte al brutto dicendo questo è brutto e poi attraverso il concetto di brutto costruisce quello che è la struttura del bello. Ma se tu non conosci il brutto, ma come fai poi a riconoscere il bello? Appunto. Mi spiego? No. E allora così avviene nella cultura, torniamo alla fonte, cioè nella cultura non è che io mi alzo la mattina e posso cominciare a fare cose, devo comunque avere qualcuno che mi apre la contestualità e mi dà anche delle conoscenze. Ti porto un esempio stupido, proprio stupido, e qui mi farò nemici a bizzeffe. Se io dico che ho un amico laureato in filosofia che si occupa di alchimia, ok? E tu che pensi? Penso che, insomma, se ho interesse a questi argomenti, presentamelo, fammi ascoltare, dimmi qualche scritto, dammi qualcosa, penso. Ok, allora quindi vedi tu che cosa hai fatto? Sei caduto nella rete. L'ho fatto apposta. Cioè sei caduto nella rete, perché se un laureato è in filosofia è chiaro che certe strutture rientrano nella materia. Quindi, appena tu hai sentito alchimia, ok, hai subito pensato alle cose magiche, alle cose misteriose, al mistero, ad alchemis, cioè la terra nera, l'elaborazione di un concetto che poi dovrebbe formulare altre contestualità. E quindi ci sei caduto con le scarpe, non sapendo che la filosofia deriva proprio da Pitagora e chi per lui ha fatto certi percorsi all'interno della terra nera. Mi spiego? Sì. Io ascolto. E allora a maggior ragione ti rendi conto di quanto siano pericolosi certi argomenti portati avanti da certe persone, perché il popolo, dove intendo popolo non la persona colta, perché una volta nell'Ottocento quando si parlava del popolo si parlava della borghesia colta, no? Quindi il medico, il professore. Io intendo il popolo proprio noi, gente comune, quando sente parlare di alchimia o tira fuori la croce parlando all'anatema e quindi l'eretico, oddio, oppure oddio andiamo a vedere che ci sta dietro, wow, non rendendosi conto che anche quello è un processo, ed è un processo di conoscenze ermetiche, dove ermetico significa chiuso, ma chiuso perché le persone comuni fanno danni. Fanno tanti danni, non per niente sti imbecilli sono carne da macello in queste sette che si fanno succhiare la loro energia attraverso dei procedimenti che possono anche essere collegati a meditazioni, siccome sono cretini, ma proprio cretini nel senso, ribadisco la parola cretini, non sanno come funziona la meditazione e quindi buttano la loro energia psichica a ingrassare questi vizi che se ne servono e a loro uso e vantaggio. Non mi voglio fermare qui perché sennò mi incazzo davvero. No, vanno a caricare mi le rendo conto di egregore. quanto la gente se la meriti poi certe situazioni. Vanno a caricare certe egregore. Le egregore, sì, vedi tu parli di egregore. Bene, che cos'è un egregore? L'egregora è quando una più o una persona, quello che so io, che credo di sapere in primis, è quando un gruppo di persone portano avanti un pensiero e usufruiscono dell'energia di altre persone per ampliarlo. No. L'egregore è un'energia potenziale che noi abbiamo e che dà forma a qualcosa. Quindi, per esempio, in una classe l'egregora è quella di potenziare la conoscenza della classe e quindi nella motivazione attraverso la quale tu crei interesse, quella classe avrà una differenziazione rispetto a una classe in parallelo con altre strutture mentali. E mi sono spiegata? Sì. Ok, a maggior ragione, quando parliamo nel campo psichico, l'egregora è qualcosa che può essere alimentata, strutturata e creata. Cioè se io parlo, che so, dell'egregora del drago nero, ok? Gli antichi per esempio avevano l'egregora collegata alla pizia
e quindi si andava a vedere se queste significanze o questi significati che venivano rivelati durante momenti estatici potevano essere influenti alla comunità per dare forma e pensiero a quella che era la struttura portante della comunità stessa. Stai comprendendo? Qualcosina mi è scappato, ma mi è Come hai chiaro detto adesso. che lo sapevi cos'era l'egregora? Sì, no, ho detto nel senso, quella come la vedevo io. Mm. Adesso tu me l'hai spiegata in modo diverso. Ma questo è il problema. Vedi Eh, che siamo tornati di nuovo al problema tra verità e apparenza? eh, È questo, il problema è proprio questo, cioè se l'egregora, che è una cosa che è meglio che la gente non conosca in funzione del fatto che, ok, parlarne ti dà la capacità di conoscerla, andare a verificare come possa essere utilizzata dà potere. E quindi tu ti rendi conto, per esempio, che certi meccanismi, visto che possiamo farlo, parliamo di Epstein, così non offendiamo nessuno, ok? Non è che quelli si mangiavano i bambini perché era carne più buona rispetto a quella di manzo o a quella di vitello, ok? sì, sì, Ma sì. perché nel loro modo, nella loro strutturare un determinato tipo di rituale, anche quello faceva parte, e noi lo facciamo in chiesa quando andiamo a mangiare la comunione, perché che cosa dice il prete? Il corpo di Cristo, il sangue di Cristo. La nostra è una sublimazione di un squartamento che fa parte di un rituale ancestrale di potere. Certo, stesso dicasi quando c'è la prima comunione, cresima e quant'altro, insomma, ecco. In che senso, scusa? No, 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 dicevo, queste sono tutte forme, anche la prima comunione, diciamo, quando si parla si va a dare forza a certi schemi, diciamo. Sì, certo, la comunione è questo. E non per niente che come esordisce il prete dicendo mistero della fede, misteros, Mm. ciò su cui bisogna tenere la bocca chiusa, non si può parlare di quello che avviene in quel momento. Infatti tu sai, se hai frequentato una chiesa, che in quel momento il vero fedele abbassa il capo, non guarda il prete nel momento in cui espone l'ostia, santificandola di Si deve quell'energia. inchinare. Quello è l'egregore, vedi, facciamo proprio una riprova di cose tangibili. L'egregora è che quell'energia di quel mistero viene immessa in quel pezzo di farina e acqua, per cui avviene una trasformazione e diventa corpo di Cristo. Eh, Eh, io è tanto che non vado in chiesa. Sì, ma qui stiamo parlando a livello Sì, 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 no, antropologico, no, non no, c'è no, bisogno di essere andato in chiesa, io non ci lo vado in so. chiesa, sono Eh, anni che non vado in chiesa, non significa questo, perché nello studiare determinati rituali uno si rende conto dei parallelismi che ci sono. Se tu avessi letto il mio libro, quello era il romanzo della guffa, c'è strutturato il fatto di come il rituale della comunione è un rituale ancestrale che noi ci poniamo da secoli, da millenni. Perché? Perché in qualche modo noi ci rendiamo conto di essere parte di un universo che è ciclico e che in qualche modo si riforma. Quindi noi crediamo, almeno io credo, che ogni cosa ha un senso in funzione del fatto che appartiene al tutto, e nel tutto, come diceva il buon Pitagora, c'è l'armonia universale, per cui se tu sbagli in determinati momenti, adesso va tanto di moda il termine karma, ma noi queste cose le conoscevamo da secoli, ok? Quello che semini raccogli, vedi, proverbio antico, sì, quello che semini raccogli. Non credo che i nostri contadini siano stati in India, però conoscevano bene questo proverbio. I proverbi altro non sono che sentenze sapienziali, ok? Sagge più che sapienziali, di conoscenze che hanno bisogno, per poter essere espresse, di esperienze pregresse. E quindi quando il contadino diceva quello che semini raccogli, era un modo per dirti guarda che quello che poi se semini carciofi non puoi raccogliere grano, perché quello stai seminando e quello raccoglierai. Il male che tu semini lo raccogli, perché quello stai seminando e quello raccoglierai. Oggi lo chiamiamo karma.
lo chiamiamo Dharma, cioè gli diamo dei nomi che sono decontestualizzati dalla nostra cultura perché fa tanta scena. Ma noi questa cultura ce l'abbiamo da sempre, cioè non ci abbiamo bisogno di andare in India per conoscere i grandi mistici. Sono i termini della New Age. Vabbè, quella è la New Age, tu lo sai, è stata creata apposta dagli americani negli anni 60 per fermare quello che era lo sviluppo coscienziale. Non per niente insieme alla New Age sono arrivate le droghe. Droghe, company, certo. Adesso che cosa è arrivato? È arrivato internet, cioè si stava sviluppando una coscienza clinica, ecco che ti arriva una droga psichica, quale può essere internet, che ti incanala su strutture per cui non solo, cioè tu vivi in uno stato di tranquillità mentale nel quale ascolti internet e ti distrai dal mondo e dalle contestualità e anche soprattutto dai problemi. Ora vedi, per chi ha studiato a fondo il problema delle droghe, si rende conto che la droga di per sé non è altro che la cura alla depressione che gli individui hanno. In fondo, dietro al drogato c'è sempre una depressione non riconosciuta, una paura di affrontare il futuro, perché tutto quello che dovrebbe essere la forza dell'individuo viene meno e l'individuo si rifugia in queste fughe psichiche. Stavo sorridendo perché allora in primis Zizza, si firma Zizza, quindi dice: ascolto da poco e ho sentito che l'intervistata ha scritto dei libri. Chi è e quali libri ha scritto? E da dove viene? Un fiorino. Aspetta un attimo, li leggo e poi le faccio pelo e contropelo. Ha detto Zizza. Allora, i peli me li fa l'estetista, la ringrazio tanto signora. Signore, è un signore, se Zizza, me le vuole presumo, fare gratis. sì. E i miei libri li trova su Amazon e nelle varie librerie. E non capisco il pelo e il contropelo cosa alluda, francamente. Non lo so neanche io, quindi è una forma anche se per questa. favore ci può illustrare il contenuto del suo discorso, mi farebbe tanto piacere. Invece Mario Cappellotto dice: bravissima, il nome dell'ospite è Caterina Luisa De Caro, quindi rintracciate lì i vari saggi scritti, è una professoressa di italiano, storia e filosofia teoretica. Fermati. Mi fermo. Allora, io sono insegnante di filosofia e storia. Ok? E quindi questa è la mia professione. Adesso non lo sono più perché dal 1° di settembre sono in pensione come professione. È chiaro che il titolo uno se l'è sudato e quindi dovrebbe rimanere, visto che è vero che un mio amico un po' narcisista dice nel momento in cui si va in pensione si dismettono i titoli, ma quelli, come tu ben sai, non si dismettono. No, c'è un'altra cosa, io con i miei colleghi siamo diventati VIPs, anzi per la precisione, VIPs, veci in pensione. Ah, bellissimo, anche perché il vecchio è colui che è sapiente. Il saggio è colui che è dentro il lavoro, no? Perché deve rendere utile la sua conoscenza. Certo. Il vecchio, e io sono tra coloro che stanno arrivando e sono contentissima, è colui che invece gode della sapienza, cioè del sapere fino a se stesso. Ed ecco che giustamente Platone, visto che abbiamo citato prima Platone, mette queste persone tra coloro che possono leggere lo Stato, perché non solo hanno la conoscenza, ma hanno anche la capacità di sapere fino a dove si arriva. Hanno anche la pazienza. Certo. Io mi scuso, ma non ho ancora capito che cos'è un'egregora. Dice: grazie Mari. E rispiegaglielo tu, che forse è più semplice dato il suo linguaggio. Beh, diciamo che un'egregora, per come la vedo io, appunto, se c'è, ha richiamato una classe oppure che focalizzano un pensiero, sì, e ti portano un pensiero forma. Allora, dà forma ad un pensiero e talmente tanto questo pensiero diventa forma che diventa una struttura reale. Un esempio per tutti: durante il periodo del nazismo si considerava il concetto di razza, e questo veniva esposto attraverso i vari rituali fatto da Speer, che era un grandissimo architetto, tra le altre cose, veramente eccezionale, perché era riuscito a sintetizzare quelle che noi chiamiamo le cattedrali di luce, cioè praticamente all'interno di spazi
vastissimi, lui con delle luci ricreava la cattedrale, all'interno della cattedrale il rituale, quello che abbiamo detto prima, no? Prima abbiamo parlato della comunione, spero che la signora abbia preso quel momento, e quindi nel voler considerare tutto l'insieme, quella energia serviva al mondo dei nazisti per poter portare avanti il proprio progetto. Chiedile per favore se sono stata chiara. Quindi se ci dà ci dai appunto un riferimento. Sì, per favore, così almeno vediamo se siamo Perché di stati solito chiari. si usa il termine feedback, ma a me non piace i termini anglofoni. Se ci dai un riscontro, ecco, riscontro, l'aggettivo corretto di quanto... Perché cerchiamo di fare pulizia, quello che io dico, se noi facciamo pulizia mentale possiamo costruire, e visto che siamo partiti da Socrate, proprio questo lui faceva, cioè attraverso l'ironia si distrugge. Io prima sono stata molto ironica con l'ascoltatore che ha fatto la citazione, no? Perché sono stata ironica? Perché in qualche modo gli ho dovuto mettere di fronte a una situazione. Come puoi approcciare di fronte a una persona che neanche conosci e non hai neanche il curriculum di dire gli faccio il pelo e il contropelo? Ok, sono d'accordo Pubblicità. con te. Bene, siamo ritornati in diretta radiofonica, siamo sempre qui sui 94 MHz e abbiamo sempre la nostra professoressa Caterina Luisa De Caro. Allora, sei ancora in linea o è caduta la linea? Ci sei? Sì, stavo leggendo una cosa, mi stavo divertendo. Scusa. Io l'ho ricollegata quando avevi detto che in classe ci sono alcuni ragazzi che ascoltano e poi vanno a prendere il telefonino, tac, 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 e vanno a vedere, però è scritto così, o no, o mi sbaglio. Sì, esattamente. Però in questo momento chi ci ascolta non sa che cosa ci stiamo riferendo. Allora, visto che abbiamo citato la mia classe, così non offendiamo nessuno, di solito quando si fa lezione di storia c'è sempre il saputello che apre il libro e con il ditino segue quello che l'insegnante spiega. Ho detto saputello perché il saputello ha quel libro, l'insegnante in testa ce n'ha almeno 10 di libri e quindi i referenti con cui fa lezione sono completamente diversi da quello che poi il ragazzo assimila con la capacità che ha lui, sia strutturale sia cognitiva, per poter rielaborare. È chiaro che se io vado su Wikipedia o su internet a cercare una parola da vocabolario e non so rileggere contestualmente un percorso che viene formulato, non rientra lo schema, perché una cosa è spiegare in maniera schematica, mnemonica e anche ripetitiva un concetto, un'altra cosa è rielaborarlo e farla comprendere, perché io pure so quello che c'è nel vocabolario, il problema è farlo assimilare a chi sta dall'altra parte con le capacità che ha l'altra parte, non è che per questo uno è migliore o peggiore. Poi abbiamo sempre Mari che ci riscrive il chiarimento, appunto, dare forma a un pensiero in più persone e dargli forza nel tempo. È giusto, dice, grazie Mari. In parte è giusto, nel senso che quella forma diventa energia che movimenta il gruppo, tant'è vero che quando si studiano le composizioni dei gruppi si vede che in tutta questa situazione la parte fondamentale ce l'ha il leader, cioè colui che porta avanti il gruppo, e in base a che tipo di leader si ha un determinato tipo di gruppo e quindi un determinato tipo di egregore. Ora andatela a cercare sul vocabolario e accorgerete che questa spiegazione che vi ho dato non c'è, perché questa è data da un esame specifico sui gruppi e sulla gestione dei gruppi che su internet non ci può essere se uno non ha fatto quel tipo di conoscenza. Io vorrei, allora, io avevo parecchi canali Telegram che non riuscivo a seguirli tutti, di interesse comune, politica e quant'altro e via di seguito. Alla fine ne ho cancellati una miriade perché altrimenti non ce ne venivo fuori. Bisogna perché anche questi possono creare appunto confusione, certo, ma scusa, prima siamo partiti e mi auguro che i tuoi ascoltatori siano così pazienti di lasciar dire le cose e poi magari pensarle, e se vogliono da domani in poi possono fare domande, io rispondo volentieri, ma da domani in poi, perché se
a illustrazione c'è una domanda secca, deviamo dal percorso, ok? E invece se magari risentono la trasmissione e qualificano i contenuti, magari poi dopo faranno domande più pertinenti. Dico questo per aiutarti, Luciano, quindi sto sperando che le persone abbiano la pazienza di tollerare questi nostri discorsi. E tornando a noi, il problema fondamentale è proprio questo, che le persone non hanno ancora compreso che alcuni canali sono creati ad hoc per incanalare le bestie, metterli nei recinti e dargli da bere, ok? Se prenderanno coscienza che non tutto è fatto per il bene, ma bensì molto è fatto a livello strumentale, perché sia a livello economico, più persone ascoltano, più soldi entrano al canale, e a livello strutturale, perché più persone ci credono e più questo canale continua la vita. Non per niente, se tu hai fatto questi percorsi, scusa, ho fatto lapsus, ti sarai reso conto che alcuni canali hanno delle botte incredibili di ascoltatori e poi man mano scendono. Perché? Perché succede questo, dopo un po' questo strabiliare, questo rendere spettacolare, questa spettacolarizzazione della cultura, del non raccontato, del non conosciuto, finisce per girare intorno a se stesso. Sono sempre gli stessi personaggi che girano tutti i canali. Hai notato che sono sempre gli stessi? Sì, una buona e allora parte fatela sì. una domanda, no, porca miseria, ma com'è possibile che queste persone così colte, se stanno sempre sui canali, ma quando la fanno la loro cultura? Quando si mettono e si dedicano alle loro ricerche, se effettivamente non fanno altro che passare da una trasmissione ad un'altra, raccontando più o meno le stesse cose. C'è una chat che si chiama chat GPT, non so se si pronunci Sì, correttamente, la conosco che benissimo. permette di avere, mi ricordo di quel professore appunto che ho visto, di quel professore che universitario in Friuli, che ha sbottato con un intercalare veneto o congiuntivo o come vogliamo chiamarlo, nei confronti dei ragazzi, perché dice non potete usare sempre quella, voi non riuscite a fare una cosa vostra, e lì ha sbottato alla grande, insomma, quando ci vuole, insomma, ecco. Sì, ma il problema grosso, sai qual è? Che, ti ribadisco, la mancanza di umiltà che hanno immesso questo tipo di conoscenze date dalla telematica fa sì che le persone pensano di avere il diritto di dire e di fare senza averne le competenze. E questo è il danno grosso, perché quel danno grosso fa sì che loro si radicano, ed è quello che volevano. Guardate che dietro c'è una struttura proprio predisposta all'incanalamento della cultura. Ricordatevi che se non vi chiedono soldi, il prodotto siete voi. E quindi siete voi quelli che in qualche modo devono essere utilizzati per poter portare guadagno. E allora come li porti dentro queste persone? Facendogli credere quello che loro in qualche modo desiderano conoscere. E questa illusione di avere tutto facile, io l'ho chiamato per secoli l'omogenizzato, perché quando tu al bambino lo vuoi svezzare, che cosa gli dai? No? Passi dal latte materno allo svezzamento e gli dai l'omogenizzato. Oggi abbiamo scoperto che quegli omogenizzati hanno avvelenato generazioni e generazioni di bambini, perché la mamma poveraccia faceva i sacrifici per andare a comprare il vasettino della Plasmon e dentro ci stava di tutto e di più. Mi spiego? E la stessa cosa avviene per i canali internet. Cioè, se non abbiamo la capacità di comprendere che se vuoi svezzare tuo figlio devi fare una cosa molto semplice: comprare le cose fresche e cercare di dargliele piano piano, perché è così che il ragazzino si abitua. Gli antichi non è che avevano l'omogenizzato, perché non avevano neanche il frullatore, però avevano una tecnica molto semplice, antichissima, quella del dividere in pezzettini piccoli piccoli e molto spesso anche masticare, in maniera che una parte fosse già realizzata. Non per niente il passaggio che andava dal latte avveniva per mezzo, per esempio, della frutta grattata, no? La mela, famosa mela, Sì. oppure il miele, che sono tutte cose che in qualche modo favoriscono lo sviluppo dello stomaco e nell'individuo non creano nessun tipo di situazione del genere.
e quindi il bambino piano piano si abituava a mangiare quelli che erano i cibi solidi. Ora, se ti ribadisco, da questa cosa antichissima all'omogenizzato, quelle mamme che ci hanno creduto, e ci hanno creduto tantissimo, che hanno speso migliaia di lire a quei tempi per comprare il manzo, il coniglio, queste belle cose, e poi si è accorta che dentro c'erano estrogeni, ormoni, di tutto e di più, e chi più ne ha più ne mette, che a quei bambini hanno procurato soltanto danni e nient'altro. E così avviene per internet. Internet è l'omogenizzato che culturalmente sta facendo crescere milioni di acculturati, perché capiamoci bene, una cosa è una persona colta, una cosa è un acculturato è uno che ripete mnemonicamente le cose. Pensa E che siccome le ripete non le capisce. Cioè, se tu mi porti lo schema di una parola, ok? E mi dici questo è, allora io devo pensare due cose: che tu sei un acculturato, perché il bisogno di non saper rielaborare un concetto ti fa rendere forte dal fatto che ripeti mnemonicamente un contenuto, e questo non è sapere, questo è né più e né meno che acculturazione. non hai un pensiero tuo, non hai un'idea tua. Ma soprattutto non riesci a comprendere chi ti parla, che è un po' più grave, Anche quello, sì, certo. Il fatto di non avere il pensiero è perché non comprendi. Cioè, se tu credi che tutta la gestione del sapere è un vocabolario e non sai che nella rielaborazione è il vero sapere, perché se io so, per ipotesi, ti porto un'idea scema, che un determinato processo avviene andando da A e B, ma che tra A e B ci può essere anche C, per cui io posso in qualche modo andare prima da A a C, poi da C a B, e poi ancora meglio da A, C e D, e poi ancora meglio, cioè non è detto che per forza devi andare da A e B. Devi certo, avere i tuoi passaggi, e i tuoi passaggi sono dati dal fatto della decantazione della conoscenza, che deve poi essere rielaborata. È bruttissimo quello che sto dicendo, si offenderanno tantissimo le persone, ma francamente me ne importa poco, perché ho imparato a prendere gli schiaffi pedagogici, che sono quelli strutturali che ti mettono in discussione le false conoscenze e in qualche modo ricominci, oppure continuate a vivere come pecore dentro lo stallo, in maniera tale che vi portino acqua e stabbio, e possiate vivere felici in questo mondo di Shangri-La. Pensa, sono andato a ritroso nel tempo, sono ritornato appunto all'inizio della scuola superiore, dove c'era la professoressa di italiano e mi diceva che mi sapevo arrampicare sugli specchi. Ragazzo, quindi 16, 14, 15 anni, 15, non mi ricordo, vai, più o meno, ecco, per dire. Poi alla fin fine sono andato a fare il carabiniere, si vede che ho preso una botta in testa e ho perso qualcosa. Si vede che dei vari neuroni me ne è rimasto uno solo. Ma non so come possa aver formulato tu questa cosa, non capisco la questione dei 16 anni e il fatto del carabiniere. E guarda che i carabinieri, per poter essere tali, devono avere una grande umanità e soprattutto una grande competenza del senso del dovere, e tu me lo dovresti insegnare. Sì. E per questo l'umanità è spesso collegata alla umiltà. Solo che adesso non ci sono più i carabinieri di una volta. Adesso non ci sono più i carabinieri di una volta. Sì, adesso non ci sono più le mezze stagioni, adesso il tempo non è più. Per favore, incominciamo a guardare le cose per quelle che sono. Adesso c'è questo tempo, noi prendiamo coscienza di questo tempo e creiamo il meglio. Cioè, siccome abbiamo capacità per poter cambiare ancora le cose, quello che tu stai facendo, secondo me, è una cosa bellissima. Cercare di dare alle persone una comprensione di una realtà in maniera diversa, perché possano porsi dei dubbi, che torniamo a Socrate, è il finale di tutto quello che era il suo metodo. E quando è che viene fuori la realtà? Quando, te l'ho detto prima, in maniera brutale uno utilizza l'ironia, che molto spesso l'ignorante prende per saccenteria, prende per cinismo, ok? Ma l'ironia è una motivazione attraverso la quale tu distruggi per costruire, stai dando all'altro la possibilità di crescere, di riformarsi, cosa che il cinico e il sarcastico non può fare, perché non ci sono strutture portanti. Non a caso il famoso humor inglese era quello dell'Eterio.
rispetto certo, per al noi è nostro. deleterio perché non lo comprendiamo. Cioè, pensa a quello che ha fatto Carlo III d'Inghilterra a Trump, no? Nel momento in cui è andato in Parlamento, quello gli aveva detto: se non ci fossimo stati noi, oggi parlereste tedesco, ok? Perché tu sai, no, che gli americani hanno aiutato durante la seconda guerra mondiale. Carlo III è stato zitto e buono, non l'ha offeso, non ha detto niente. Quando è stato di fronte al Parlamento, tranquillo, gli ha ricordato la storia, perché l'ignorante la storia non la sa e Trump non la sa. E se non ci fossimo stati noi, voi avreste parlato francese. Ora, chi è che può capire una battuta del genere? Soltanto chissà che cosa è stata la guerra dei 7 anni, che ha portato via il Canada e altre strutture alla Francia. Per cui negli Stati Uniti poi c'è stata la questione dei dominions, quindi dei vari stati che si sono unificati contro la madrepatria. Allora, ti ribadisco, lo humor è dato dalla frecciatina che nasconde una forma di cinismo, nota bene quello che dico, cinismo, per poter colpire, ok? Carlo III ha colpito Trump, ma quello non c'è neanche arrivato perché l'idiota non ci arriva, ok? E lo ha offeso dandogli in una battuta sola dell'ignorante, della persona che non conosce la storia, e soprattutto l'ha umiliato di fronte a tutti che le cose le sapevano, perché l'ha fatto passare per cretino. Mi spiego? Sì, sì, sì. Ok, e quindi certe volte serve anche questo, serve poter delineare, mettere il limite tra coloro che stanno da una parte e coloro che stanno dall'altra, perché spesso la confusione degenera nel fatto che non c'è più la capacità di conoscere quello che è la realtà da quello che è la pura illusione, e quello che vogliono questi canali è proprio questo, illudere le persone che si possa arrivare a fare altro. In tutto questo però le cose vanno dette in giustizia, ci sono delle forme ottime, ci sono, perché la resistenza che è stata fatta durante il periodo dei vaccini attraverso i canali, ok, ha portato tante persone a salvarsi dalla vaccinazione e a prendere coscienza che non solo ci fossero altri metodi, ma quello che è più grave è che quella non era una cura, ma era un indottrinamento psicologico per sottoporre popolazioni a un qualcosa che non aveva senso. Non per niente oggi tu lo sai che ci sono dei processi in atto, sì, a cui alcuni politici sfuggono per non dimostrare che loro erano completamente coscienti che quello che stavano facendo era un atto di illegalità contro la popolazione. Questo è un rammarico, perché la verità è figlia del tempo, solo che la verità è figlia della sapienza, tesoro. Anche della sapienza. Perché se tu le cose non le sai, non puoi aspettare che uno ti venga a dire la cosa, perché non lo fa per tuo fine. Per tuo fine lo fa se tu hai la capacità di comprendere chi è il millantatore, l'imbonitore e quello che sta lavorando per te. Perché quello che sta lavorando per te non ti racconta le cose di quanto siamo bravi e quanto siamo belli, ma ti dice: guardagli per favore che sei sporco di cacca e vatti a pulire. Io porto sempre la favoletta dell'uccellino, no? Che è bellissima, a me è servita tantissimo. La sai la favoletta dell'uccellino? No. Ok, allora immagina che c'è una tormenta di neve, immagina che ne so, un giorno bruttissimo di tormenta di neve, e c'è un uccellino sul ramo, il quale uccellino, poveretto, stava morendo di freddo, proprio morendo di freddo, e allora comincia a fare cip 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 cip. A un certo punto da lontano arriva una mucca scheletrica, perché essendoci la neve questa poveretta non mangiava, si avvicina all'uccellino che nel frattempo è caduto dal ramo, e la mucca plof gli rilascia un contenuto stomacale che tu immagini maladorante e lo ricopre completamente dalla testa ai piedi. Allora in Veneto si dice boassa. Va bene che ho preso. E quindi sta povero uccellino, immagina la puzza, comincia a sentire sì caldo, tanto caldo, perché tu sai benissimo, insomma è caldo, no? Però insomma la puzza, e comincia a fare cicip cicip cicip. Da lontano sempre, sentendo il suono della voce dell'uccellino, si avvicina a un gatto tutto spelacchiato, brutto, rachitico, immagino quei gatti proprio
che sono ai confini della realtà, si avvicina e sente sto cicip, cicip, cicip. Vede l'uccellino, si avvicina e l'uccellino tutto contento, cicip, cicip, cicip. Il gatto lo prende con la sua zampa e comincia con l'altra zampa a pulirlo, e l'uccellino tutto contento che gli levavano quella cacca di dosso, quindi tutto felice, faceva cicip, 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 è tutto bello, pulito, candido, candido. Nel momento in cui era perfetto, il gatto apre la bocca e se lo mangia. Ok? Questa è la storia dell'uccellino, cioè decidiamo in maniera socratica che la merda ci serve perché in qualche modo ci dà protezione e ci dà anche la capacità di poter sopravvivere e vedere oltre, oppure ci facciamo mangiare dai gatti che con la scusa che ci levano la merda, cioè la nostra ignoranza, poi alla fine ci si mangiano. Sta a noi. Sta a noi, sta alla nostra capacità e al nostro discernimento. Infatti non per niente siamo partiti dal concetto di verità e apparenza. Vedi, anche in questa favola l'apparenza è che tra i due, tra la mucca e il gatto, era il gatto quello che in qualche modo era bellino, no? Perché faceva una cosa carina, ripuliva l'uccellino di una sostanza quando in questo maledorante. Pezzo, sì. Quando vedi... E invece quell'altra l'aveva, pensa che infame, l'aveva riscaldato, aveva fatto questa cosa impropria, e l'altro, alla fine l'uccellino ha preferito essere mangiato piuttosto che starsene bello al caldo e aspettare i tempi migliori. Certo, è il modo come viene, diciamo, spiegata, raccontata o anche vista in TV. Se ti fanno vedere solo alcuni frame, alcuni pezzettini e non ne la vedi nel complesso, non puoi mai renderti conto di quello che è realmente il tutto. E quindi... Sì, purtroppo è così, purtroppo sì. È veramente così. Beh, E quindi va bene come stiamo procedendo, sempre che abbiano voglia, e continuare ad ascoltare questi nostri discorsi, perché so che tu li fai anche il lunedì, se non sbaglio, giusto? Allora, io sì, ho lunedì dalle 15 alle 17. Aspetta un attimo, Zizia diceva, che ha aggiunto poi, allora, mi propongo come compagno ideale per la signorina De Caro, così da poter ascoltare giorno e notte le sue affascinanti conoscenze. Prometto di non contestare mai. Poi segnalo che oltre agli omogenizzati nello svezzamento va molto anche il latte in polvere. Dalla Cina ne arriva di ottima qualità, dicono. Uh-huh. Sempre Allora, il zitto. latte in polvere io l'ho escluso, ma non è che andiamo a guardare il particolare, spero, era soltanto per fare un esempio, e quindi di quello che in realtà sembra nutrire ma è un veleno, ed era questo l'esempio, non perché ci arrivasse più o meno il latte in polvere o altre situazioni strane. E grazie della signorina, ma io ho 67 anni e quindi ho abbastanza esperienza e non voglio essere ascoltata da nessuno che non mi possa mettere in discussione, perché altrimenti avrei un discepolo, non avrei una persona con cui interloquire. È una persona con cui interloquire è stimolante, un discepolo è una persona che in realtà sta lì e ti ascolta. Anche perché a volte i discepoli tendono ad appoggiarsi al bastone del maestro e invece... Comunque ringraziamolo perché è stato molto carino come pensiero. Bene, poi invece c'è Mario, dice che rassomigli molto a una persona che conosce lui in Argentina. E come ha fatto a vedermi? È andato su internet. Sì. Ma non lo metto in dubbio, guarda, allora, secondo un'antica credenza ci sono 7 persone che ci somigliano in tutto il mondo. Beh, però c'è una cosa da spezzare effettivamente. Io riporto l'esempio di un mio carissimo amico, a suo figlio quando arriva e mette il cellulare sulla tavola e vedi di seguito che lo ha richiamato e in effetti non lo fa più perché dice il cellulare è come la cassetta degli attrezzi che ho io. Mai visto appoggiare la cassetta degli attrezzi sul tavolo dove mangiamo? No, bene. Il cellulare è uno strumento, quando ti serve lo usi, dopodiché lo riponi in un angolino. Bravissimo, questo padre è un educatore, siamo partiti con l'educazione, sì. Vedi, questo padre è un educatore e quindi sta dando consapevolezza alla persona, non solo in maniera educativa, nel senso di dargli anche una forma di relazione col mondo, perché sicuramente quando andrà al bar e vorrà stare con gli amici non si metterà a scrutare il cellulare. Io l'altro giorno sono uscita
guarda, sono rimasta sconvolta perché passeggiavo lungo il viale e non c'era una persona, dico una persona che non stesse sul cellulare. Beh, E mi sono detta, ma quanto mai avranno interazioni sociali queste persone? C'è il gusto di poter dire ciao, come stai, come va? Cioè se lo dicono su internet, ma poi la persona reale dov'è? e le mamme con la carrozzina che spingono, mamme o le tate, adesso non lo so, spingono le varie carrozzine e sono lì col telefonino che a momenti... E perché quelli che guidano? Ne anche, vogliamo parlare? quelli Eh. dovrebbero mettere un blocco sull'auto. No, quelli gli dovrebbero tranquillamente togliere la patente. Io sono mi dispiace su certe cose, sono inamovibile, nel senso che se tra le altre cose ci sono, no? Adesso anche i Bluetooth che funzionano dentro le macchine. Se tu hai necessità di parlare, puoi parlare col Bluetooth, non è che succede nulla. No, Ma in effetti. il desiderio morboso di averci la coperta di Linux in mano e di sentirti potente perché sei collegato a cosa? A cosa sei collegato? Al nulla, perché basta un attimo di distrazione e metti sotto un bambino che attraversa la strada, una vecchietta che povera disgraziata. Quanti pedoni poveracci vengono presi sotto semplicemente perché sti idioti non si fermano neanche alle strisce pedonali? Allora prendiamo coscienza. Ecco, per esempio, quando si parla di sicurezza, ma perché non mettono le telecamere lungo le strisce pedonali in maniera da filmare, fotografare tutti quelli che passano sulle strisce, se hanno o no il telefonino in mano? Si sono attenti Questo sarebbe in quel una cosa momento. seria, no? Il fatto che vanno a 30 km in città, che è una presa in giro colossale, perché nessuno può andare a 30 km in città. No, È proprio quella impossibile muoversi è a 30 km in città. anche quella è una forma per... È di controllo, certo. quello è il controllo psicologico, come ridurre le pecore a pecore. In questo purtroppo va riconosciuto a Salvini il fatto di aver tolto 110 km, 120 km sull'autostrada, perché sull'autostrada, se l'autostrada è libera e non dai fastidio a nessuno, poi corre, cioè che cosa ti comporta? Appunto, la velocità deve essere sempre proporzionata al traffico. Quindi, perfetto, ma i 30 km in città, quando a ogni angolo c'è un semaforo, ma come fai ad attraversare un luogo da una parte a un'altra? Cioè, e poi dici la gente fa le infrazioni, ma tu le porti a avere le infrazioni per poter poi dire vedi, hai colpito. Perché credimi, negli anni 70, 80, 90, quando queste regole non c'erano, non credo che ci fossero più morti di quelli che ci sono oggi, Non credo assolutamente. Capisco che è giusto mettere il casco sui motorini, su, come si chiamano quelle cose orrende che hanno tirato fuori durante la pandemia, i monopattini e quant'altro. Sì. Quello è giustissimo, giustissimo. Ma su altre regole sarei un po' più accorta, perché manca il buonsenso su alcune regole. Sì, ci sono, anche perché ormai le macchine hanno dei sistemi di sicurezza ben superiori a quelli di 40 anni fa, come freni e quant'altro, quindi non solo, ma ti segnalano anche quello che c'è di fuori con le telecamere, no? Sensori e tutto. Io vedo... E quindi cioè, di che stiamo a parlare? Ma te l'ho detto, è un modo di controllo sì, stiamo accettando su una tutto. popolazione che già è frustrata di per sé, perché chi vive in città, per il lavoro che fa, per le mansioni che svolge, per la vita che conduce, è già frustrato. Tu ci metti altre cose sopra? Cioè, quanta vita gli dai di possibilità a questa gente? Niente. È chiaro che poi sbottano e fanno cose assurde. D'altronde, con gli occhi della mente abbiamo una realtà fluida. Abbiamo una realtà fluida perché la realtà è per sua natura è fluida. Noi siamo altro che atomi che si disperdono nel nostro contesto, questa è la verità. Quello che noi vediamo è l'immagine, le forme, come avrebbe detto il buon Platone, che noi abbiamo, perché in questo momento io sto guardando il mio abito, la forma del mio abito è una forma di un abito da donna, ma nella realtà vera, che io non posso cogliere perché i miei occhi non mi danno questa possibilità, questo vestito che io indosso sono una serie di atomi mobili che io non riuscirò mai a catturare, perché comunque la realtà che io immagino è diversa. Il bianco di questo vestito, perché è un vestito bianco, in realtà questo bianco non c'è.
Perché tu lo sai, no? Nello spettro dei colori che fu studiato da Goethe e da tutti gli altri che seguirono, anche Schopenhauer studiò i colori, noi sappiamo che il bianco altro non è che l'illusione di tutti i colori. E tutti sì, la frequenza. E quindi tutto quello che emerge come colore in realtà è la mancanza di quel colore, quindi nel mio vestito ci sono tutti i colori del mondo meno che il bianco, ma i miei occhi catturano invece il bianco, cioè quello che manca e non quello che c'è. Sì, sì, il paradosso, diciamo, per taluni. È la realtà, la realtà è sempre paradossale. Se tu pensi una cosa stupida, hai mai visto un film, no? Ti ricordi, noi avevamo le pellicole, le famose pellicole? Quello no. Le pellicole, quelle cinematografiche. Sì, sì, cioè la pellicola. Okay. Sì, ok. Se tu prendevi la pellicola ti accorgevi che era fatto da una serie di fotogrammi, foto messe vicino l'una all'altra, ok? Ora, se tu dipani la pellicola ti rendi conto che queste fotografie non si muovono. Sono statiche, certo, solamente sono statiche perché sono foto. Che cosa crea il movimento, l'illusione del movimento? Il fatto che vengono in maniera vorticosa dalla cinepresa, ok? Messe in atto, per cui tu vedi il movimento degli attori, ma in realtà quel movimento era reale nel momento in cui veniva fatto, nel momento in cui viene ripreso non è più reale, perché sono tutti fotogrammi messi insieme che ricreano quel movimento. Sì, no, chiarissimo questo. Ora immagina una cosa, quando facevo l'insegnante di psicologia, insegnavo ai miei alunni, perché facevo tra le altre cose la materia marketing, come nei film venivano inserite delle immagini che noi chiamiamo subliminali, cioè che non riusciamo a vedere, ok? Quindi tu diresti non reali, ma in realtà sono realissime, di donne nude per esempio. Chi sa lo scandalo di Walt Disney sa che in alcuni film Walt Disney metteva delle immagini demoniache. Sì. E quindi quelle sono immagini subliminali che la nostra realtà non percepisce, mentre il nostro inconscio, la nostra mente percepisce, le riconosce e gli dà un significato. Tant'è vero che alcuni bambini, io stessa quando ero piccola, avevo il terrore della favola di Biancaneve. E nessuno capiva perché ci avessi io il terrore della favola di Biancaneve. Poi da adulta ho capito perché c'è l'immagine del cacciatore che viene fatto morire di fame e di sete, e si vede benissimo questa immagine. Solo che molte persone, essendo superficiali, guardando diciamo l'apparenza, non si erano resi conto di questa cosa. Io bambina mi ero resa conto che quel cacciatore, la strega, quando entra nel suo atrio, gli dà un calcio perché è diventato uno scheletro e l'ha fatto morire di fame e di sete, e quindi quella cosa lì a me creava paura. È rimasta impressa, quindi. Certo, pensa quindi a livello subliminale quanto influenzavano i bambini, o anche Bernie, lo sai, no, che facevano vedere in Bianca e Bernie le maschere demoniache. Anche quella è realtà, ma come vai a spiegare a una persona media, guarda che quello che il bambino gli stai facendo vedere in realtà è collegato a una setta satanica? I danni, fortunatamente, diciamo, sarebbe una tecnica, un modo di vedere se si fanno, però è impossibile tenere per tanto tempo, però aprire e chiudere velocemente le palpebre, si riesce un attimino a sincronizzarsi con la velocità della pellicola e si vede, ma è roba proprio di microsecondi, se per caso c'è qualcosa all'interno. Non lo so, io penso che l'unico modo per poterlo vedere è la moviola. E quindi scansionare fotogramma per fotogramma. Sì, io questa cosa che dici tu non lo so, perché mi sembra proprio impossibile poterlo fare. Sulla pellicola sì, la moviola per forza di cose, ma su file digitali non c'è la moviola, non c'è la possibilità di riuscire a vedere, come si dice, pezzo per pezzo la struttura. Ma tu ci riesci, sei così bravo che riesci a digitare secondo per secondo? Anche ho detto, ci sono occhi? ci sono alcune, sì, a volte può capitare di riuscire a intravedere e quindi rendersi conto che c'è qualcosa che non va. Io ho provato questa, però dico, farlo, a parte che ero più giovane, nel senso, perché poi anche la vista e tutto va nell'insieme, però se muovere velocemente, aprire e chiudere velocemente gli occhi,
Mhm. è come sincronizzarsi un attimino con la velocità di proiezione e via di seguito, e si riesce a vedere un attimino ogni passaggio, ecco, che avviene Non da... lo so, io questa tecnica non la conosco, francamente non ne ho mai sentito parlare, quindi va bene, tutto buono quello che si Ah, apprende. sì, sì, sì. In effetti io ho detto, io è una prova che ho fatto, io non so neanche se ma non è un'immaginazione, perché si intravede se c'è qualcosa che non è fluido, e quindi si ipotizza che ci può essere qualche immagine che magari non può andare bene. Io per assurdo Mhm. avevo scaricato dei film per i cartoni per i pronipoti, e ho dato un'occhiatina così per togliermi anch'io questa curiosità qua. In effetti non c'era nulla, però dico, questa è una prova così empirica, nel senso che non ha un supporto, ecco. Allora. È una prova empirica che non ha un supporto, non è una prova? No, ma sono io, e quindi io sono facilmente, magari, cioè io lo dico, Ah, io, ok. però dico, non ho riscontri con altre cose, quindi qualcuno magari mi può dire, ma ti stai inventando, può essere questo, può essere quello, è un mio sentire, è un mio fare, ecco, è mio, Ok, basta. magari Mm. tu sei più sensibile. Potrebbe anche essere vero Eh. anche quello. Non lo so perché ti ho detto io non conosco il metodo, non ho mai sentito parlare di una cosa del genere. Allora, Zizza rinterviene e dice: più ascolto la sessantettenne più mi è simpatica. Il problema è che al momento non riesco a contestarle, dato le sue idee assomigliano alle mie. Sarà perché abbiamo quasi la stessa età. Boh. Oltre alle immagini subliminali nel cinema sono di popcorn e bibite varie, così che i gestori arrotondano. Ma Aggiunge. quello fa parte anche di un Mm, sistema, mm. perché e torniamo sempre all'educazione, siccome ci hanno abituati che quando si va al cinema devi mangiare il popcorn, anche quella è una forma di distrazione, per esempio, no? Fare 2 o 3 cose contemporaneamente ti deconcentra su quello che stai guardando, e quindi in qualche modo fomenta il fatto che quella pellicola poi tu andrai a rivedertela sicuramente, a meno che non è un film, diciamo, di seconda passata, e quindi va bene così. Però il fatto di vendere i popcorn, infatti non si vendono durante la proiezione, se ti ricordi, ma durante le pause, o le Diciamo, porti tu in sala. io ricordo che appunto nel cinema non si portava nulla, a memoria mia. No, Poi adesso se tu vai, che ne so, alla Wonder Bros. Qui no, no, vicino, no, cioè io puoi prendere i popcorn e te li porti in sala, ok? mm, Oppure vai durante la pausa, ma non è che passa qualcuno a vendere popcorn o ah no, quant'altro. dentro Eh. immagino di no, questo non so, però sarà perché ormai ho perso anch'io il gusto di andare al cinema. No, ci devi andare, guarda. Ecco, questa è un'altra cosa che vogliono. Questa è un'altra cosa, visto che stiamo tornando alla questione. E vedi, il cinema, per la sua cosa strana, è anche una forma di socializzazione. E prima parlavamo dell'egregora, anche lì c'è l'egregora cinema, no? La forma mentis attraverso la quale tu vai a vedere qualcosa che ti mette in relazione col gruppo che sta vedendo. Bene, se tu vai a vedere, ti dico un esempio per tutti, io ancora non l'ho visto, quindi faccio ammenda su Sì, il questo. problema sono le multisale, quelle, cioè no, il vecchio cinema di una volta dove c'è un'unica sala che al limite, perché adesso, Tu scegli il film, tu vai a vedere il film, mica vai a vedere la multisala. no, ma sono i suoni come vengono impiegati anche nei film che possono essere, perché anche il suono ha un peso, Certo, altro che se ce l'ha un peso. cavolo. Il suono è vibrazione, Mm. quindi è anche quella energia, non ce lo dimentichiamo Sì, mai. sì, sono frequenze Fanno che tutte le entrano. dimostrazioni sugli hertz, e poi ci dimentichiamo che anche quello, il suono è quello. Cioè è un modo energetico di colpire poi la persona che sta ascoltando. Anche le voci, no? Quando tu senti una persona che ti è amica o non amica in base alla voce che tiene, cioè, hai fatto caso? Il timbro della Mm. voce, la qualità della voce, fa sì che le persone ci Mhm. diventino simpatiche o antipatiche. Ammazza che brutta voce che c'ha quella, e ci mette quasi sull'avviso. E Ecco. quindi a maggior ragione al cinema.
È chiaro che è tutto strutturato in funzione di... No, per carità, a parte che diciamo film ora come ora ci sono i francesi che fanno dei bei film, però oltreoceano non arriva tanta bella cosa, secondo me, e anzi più che altro mia moglie, perché mia moglie è quella più... Che va su internet. No, Io, guarda, ti devo dire la verità, a me piacciono moltissimo i film di Salemme. Perché lo trovo veramente intelligente. No, ma molto sì, quello del teatro, sì, ma in effetti mia moglie non se ne è perso neanche uno. Mi piacciono molto qualche film italiano che dà molto da riflettere, e quelli li vado a vedere con molta contentezza. Poi per quanto riguarda la spettacolarità vado al cinema, tipo a vedere adesso l'Odissea, perché tipo il film Oppenheimer, cioè questi film hanno necessità di essere proiettati in ambienti consoni, perché dentro casa in un televisore non ti daranno mai l'immagine e l'impressione che vogliono darti. Quello perché se tu sicuramente. vedi la fissione dell'atomo proiettata su un grande schermo, poi lo vedi su Netflix al computer, c'è un abisso, veramente un abisso. No, a casa abbiamo una bella TV, bella grandina, però non guardiamo sul computer, no, tutt'altro, anzi. Però ecco, vorrei approfittarne anche per citare, visto Rocco Papaleo, che anche lui ha fatto un bel film, Una piccola impresa meridionale. Adesso non mi ricordo di che anno è questo film, ma ricordo che era carino, Rocco Papaleo. Sì, ma Rocco Papaleo di solito fa cose legate alla Lucania, tipo, che ne so, Basilicata Coast to Coast, oppure ha fatto 3-4 film. Una piccola impresa meridionale, è un film che ha fatto anche lui. Beh, è carino. No, sì. Ti ho detto, a me, sai, poi piace Salemme perché utilizza un linguaggio perfetto, è molto educativo, e poi prende molto in giro in maniera ironica sul fatto di come le persone spesso parlino e non hanno concretezza in quello che dicono, e questo mi piace molto. Poi è molto ironico con la malattia, è molto pungente per quanto riguarda le classi sociali, fa una bella critica politica senza offendere nessuno, un po' come come si chiama, Checco Zalone, no? Che in qualche modo riesce a criticare senza offendere. E a me questa mancanza di volgarità piace, perché vuol dire che siamo ancora ai tempi di Totò, ai tempi di De Sica, cioè di tutta questa gente che faceva critica sociale e educava. E a me piace questo modo di vedere. Anche il teatro di Salemme è molto sì, ma è lo stesso, perché in genere poi fa al cinema quello che riporta a teatro. Quello invece del cinema è quello quando è il figlio, quello che è il figlio del boss che si innamora dell'ufficiale di carabinieri. È un film, adesso non mi ricordo i titoli perché... ma quello è molto bello perché è legato alla educazione contro il preconcetto. E quindi dire che anche un camorrista può avere una certa cosa, e quindi immagina la famiglia, no? Come viene visto dalla famiglia il fatto che fosse omosessuale, e lui stesso che non si rende conto che non può gestire la passione, perché l'amore di per sé non è né maschio né femmina, è amore. E quindi immagina per un boss che vive quella situazione, immagina per la famiglia che vive quella situazione, e immagina pure per il carabiniere, che vive quella situazione, perché è vero che lui centra su di sé come personaggio, ma l'altro ha perso la moglie e poi riconosce la moglie negli occhi dell'altro. C'è tutto questo gioco psicologico. Mi dispiace che stiamo parlando di cose nostre e il pubblico che ascolta mi auguro che sappia bene di chi stiamo parlando, no? Per cui non stiamo tirando via le persone, escludendole da questo discorso. Poi aggiungo Zizza qui, nel 2021 Piff ideò il film e noi come stronzi rimanemmo a guardare. Bello. Dice, film leggero ma tragicamente predittivo. Sì, Piff è molto bravo, è molto intelligente, è molto critico, è uno che ha fatto La mafia uccide solo d'estate,
mettendo in evidenza certe caratteristiche, bravissimo. E un altro film che parlava della Sicilia, di Palermo in particolare, non mi era molto piaciuto, però in genere fa dei film molto azzeccati, molto diretti, molto pungenti. Sì, poi aggiungiamo anche, qui mi scrivono la Cortellesi, che Cozzalone. Sì, ce ne sulla sono. Cortellesi ho qualche riguardo, però questo riguarda la mia ideologia. Beh, sì, lì nel poi senso ognuno che appunto... su alcune cose è sovrastimata, tipo sul film sul voto delle donne era bellissima l'idea, ma se l'è mangiata, proprio mangiata in tutti i termini, quando di fronte alla fuga della libertà come coscienza ha preferito dimostrare, cioè di fronte a una donna che è vituperata in tutte le situazioni, dal marito, dal suocero, dalle amiche, dai lavoratori e quant'altro, sceglie l'unico atto di libertà e andare a votare. Cioè, capisci da solo che è un po' una propaganda, perché poteva farlo meglio, evidenziando di più questa donna, che sicuramente sarà stato un atto rivoluzionario il voto, sicuramente, ma non in quel contesto, perché poi finisce quasi per essere ridicolo, non credibile. Perché è vero che siamo nel 1946, ma è vero pure che le donne non erano cretine. Ti ricordo che hanno fatto le partigiane, ti ricordo che hanno messo in atto una resistenza e una volontà di cambiamento. Non per niente molte donne sono state elette nel Parlamento, sì, e dando dignità alle donne, eliminando per esempio le case chiuse. E quindi, cioè, su questo mi dispiace dirlo, la Cortellesi è un po' retorica. Su altri film li vedo e li rivedo con piacere, perché è molto molto brava come comica, molto sagace, molto profonda, però quel film secondo me è stato tanto tanto sovrastimato, perché è stato fatto più per propaganda che per veri contenuti di dimostrazione. Poi vorrei aggiungere che durante il periodo bellico le donne, oltre che essere madri di famiglie e quant'altro, hanno portato avanti anche, si può dire, tutti i lavori, perché gli uomini erano... certo. Hanno avuto quindi per questo ti dico, sì, quel film bello, tutto bello, sono d'accordo con te, però a me, per esempio, è piaciuto più Obsesek quando ha fatto Diamanti. Diamanti è spettacolare, perché c'è più rivoluzione femminile in quell'opera di tante opere femministe che tutto fanno meno che dare coscienza alle donne, perché il fatto di parlare di un mondo femminile pieno di sfaccettature, anche di debolezze, ma anche di forza, perché una madre che riesce a tirar fuori un figlio dall'anoressia, un'altra madre che riesce a lavorare nonostante il bambino, un'altra che ha i debiti, un'altra che ha il marito che la picchia, cioè tutte situazioni vere, reali, concrete, che ancora oggi possono esistere, che invece ti fanno vedere che si può uscire fuori da certi meccanismi. Perché è la volontà e la ricerca che ti porta fuori dalle cose. Poi ha fatto un altro Senti, credo che abbiamo quasi finito, tesoro, perché mancano 5 minuti, sbaglio? Sì, fra poco devo chiudere, quindi volevo dire che... No, non vorrei essere interrotta come prima, solo questo, nel senso che prima stavo sì, finendo sì, un discorso. No, perché quando mi compare 2 minuti prima la partenza della pubblicità, però ero girato dalla parte dove arrivano i messaggi WhatsApp e via di seguito, quindi e mi è scappata quella, è arrivata che erano 10 secondi e ho atteso un attimino, ma ormai cosa volevo dire? Anzi, il regista, quello lì che è turco, aveva fatto un altro bel film che adesso mi sfugge il nome, anche quello molto, molto carico. Vabbè, che dire? Ne ha fatti tanti. Ma c'era quello che è molto riflessivo, cioè ti faceva riflettere su tante belle cose. Ha fatto uno, Cuore Sacro, che non ha avuto una fortuna, ma era fondamentale. Ha fatto le fate ignoranti. Ecco, le fate ignoranti, tanti, quello con cioè cosa era uno anche quello, sì, è vero. Bene, carissima Caterina, allora mancano 6 minuti e 3 minuti mi servono poi per la chiusura e tutto, quindi abbiamo ancora un paio di minuti. Io in primis ti ringrazio di cuore per la tua pazienza e disponibilità, poi d'altronde ecco qui Alessandro, ci siamo forse conosciuti in una vita precedente, dice ciao Alessandro. Ma sicuramente, ricordati che abbiamo fatto migliaia di vite, sai quanti incontri? Sì, ma è quello, dico, le emozioni sono sempre quelle, vite ne abbiamo fatte tantissime e non abbiamo neanche ancora imparato nulla,
E continuiamo No, a non fare è vero. errori in continuazione? Non è vero, guarda, Dici? perché già il fatto Mm. che stiamo parlando e Mm. in qualche modo stiamo riflettendo, non siamo in quella massa capra Eh. che accetta quello che gli viene detto come verità. Tu renditi conto solo, e questo può essere rivoluzionario, che stanno facendo di tutto per cancellare la strage che avviene continuamente in Palestina e in Libano. E invece noi dobbiamo continuare a parlarne, perché se la coscienza rimane attiva creiamo davvero un'egregore che in qualche modo possa contrastare Beh, l'egregore di da questi questa radio maledetti. se ne parla sovente, quindi perché appunto bisogna riflettere su ciò che sta avvenendo e saper appunto mettere sul piatto della bilancia tante cose e non essere indifferenti a ciò Bravo, che sta perché quello è succedendo capitato a loro, ma poteva capitare a noi, a chiunque. Eh, perché che colpa hanno loro Mm. di essere nati in quella terra? Che fortuna abbiamo avuto noi di essere nati in questa terra? Non a E caso hai che citato diritto hanno quest'altri di potersi prendere la terra? che diciamo è di tutti. Apposta. Bene, Ma non è Caterina, loro però. grazie ancora di cuore. Grazie a voi, grazie alla pazienza e come hai visto non sono un carattere semplice, ma sono orgogliosa del mio carattere. Ci vuole specialmente. I professori io reputo che i professori sono di due tipi, Uh-huh. o piace o non piace. Come tutti, O ci sono simpatici e antipatici, quelli neutri lasciamoli Quindi agli altri. li lasciamo agli altri, perfetto. Ma Ok, una buona giornata Lucia. Ricambiato di Goditi cuore, la un domenica. abbraccione virtuale e un risentirci. Ciao. Ciao Ciao a Caterina, tutti. grazie, Ciao. grazie a tutti. Bene, abbiamo completato anche questa, adesso il nostro Pier Francesco sta scaldando i motori, noi ci risentiremo domani pomeriggio dopo di Luca, adesso ne approfitto per chiudere e salvare la registrazione in modo da dare a Pier Francesco tutto il tempo a disposizione. Ah, va bene, perfetto, allora comunque dopo la replica di Luca, grazie dell'aggiornamento. Un risentirci, adesso vi lascio con un pochino di musica e buon tutto e buona domenica.